TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte i carabinieri della stazione di Strana hanno tratto in arresto 3 uomini, rispettivamente di 47, 20 e 19 anni, provenienti dalle province di Venezia e Udine per furto aggravato in concorso. I 3 sono stati sorpresi mentre uscivano da un cantiere edile in via Cesare Battisti, in possesso di arnesi da scasso e attrezzature da lavoro erano state precedentemente asportate, previa effrazione, da un prefabbricato adibito a magazzino del cantiere. La refurtiva del valore di circa 1.000 euro comprendeva un trapano a percussione a batteria, 2 flessibili di diverse dimensioni, un avvitatore a batteria e svariati utensili di piccole dimensioni. L'immediato intervento dei militari ha permesso di recuperare l'intero bottino, che è stato successivamente restituito ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza delle stazioni di Castelfranco Veneto e Vedelago, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida che si terrà verosimilmente nella mattinata di domani. Ancora cronaca. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno tratto in arresto 2 donne di origine cubana, rispettivamente di 48 e 34 anni, per il reato di furto aggravato in concorso. Le due, rispettivamente commesse clienti di un supermercato della catena Prix della zona, sono state sorprese mentre tentavano di sottrarre merce di vario genere per un valore complessivo di 580 euro. In particolare, la cliente, dopo aver riempito un carrello, si avvicinava alla cassa gestita dalla commessa e scansionava un solo prodotto di scarso valore per disattivare il sensore antitaccheggio, consentendo così alla complice di oltrepassare l'uscita senza destare sospetti. L'immediata segnalazione da parte del titolare dell'esercizio commerciale al 112 ha permesso ai carabinieri di intervenire tempestivamente e bloccare le responsabili in flagranza di reato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Le indagini sono in corso per approfondire eventuali ulteriori episodi simili. E si è conclusa nella notte una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. Gli agenti delle squadre mobili, dei reparti prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato hanno controllato, soprattutto in aree di spaccio e nelle aree della cosiddetta Movida, circa 13.000 giovani, di cui 3.000 minorenni. Nella città di Treviso la Polizia di Stato ha controllato circa 500 giovani, molti dei quali minori, nelle zone della stazione ferroviaria, autostazione Mom, via Roma, piazza Borsa, via Fiumicelli, via Toniolo, via Zorzetto, Giardini di Sant'Andrea e piazza Duomo. Un giovane è stato sanzionato in via amministrativa poiché trovato in possesso di alcune dosi di hashish nei giardini di Sant'Andrea, mentre un altro è stato sanzionato poiché colto in stato di manifesta ubriachezza all'esterno di un supermercato da via Zorzetto, da cui è stato allontanato. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di cultura. Marco Goldin torna nella sua Treviso con una mostra di autentici capolavori. 60 quadri dal prestigio altissimo, se si pensa che nelle sale di Santa Caterina giungeranno opere per un valore totale di 1 miliardo di euro. Un'esposizione che nasce geograficamente da lontano. Propone infatti i capolavori del XIX e XX secolo del Toledo Museum of Art in Ohio. Nasce anche in un'occasione più vicina. Il museo statunitense sarà oggetto di un importante ammodernamento e ampliamento e un nucleo delle sue opere più belle farà il giro del mondo, toccando soprattutto il continente australe e unicamente Treviso in Europa. Dati i rapporti di lunga data di Goldin con il museo americano, a Treviso giungerà un'edizione assolutamente speciale della mostra. Il curatore ha infatti ottenuto un'integrazione del corpus destinato a girare il mondo, puntando a un nucleo aggiuntivo di opere di qualità assoluta che escono per la prima volta dal museo e che dopo questa occasione non si potranno ammirare se non recandosi in Ohio. Il Toledo Museum of Art è infatti un'istituzione gelosissima dei suoi innumerevoli capolavori e rarissimamente ne presta anche uno soltanto. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.